Pare se ne sia andato di casa alle 7 del mattino di Capodanno, in bici e con tutti i documenti. Mohammed Barbri, indagato per la scomparsa avvenuta il 21 ottobre della moglie di origini marocchine Samira El Attar, si è allontanato da Stanghella, centro della Bassa Padovana, dopo aver portato la figlia di 4 anni dai suoceri e avergli detto che sarebbe tornato poco dopo. Il suo cellulare è rimasto acceso fino alle 17, quindi da allora risulta spento. I carabinieri stanno cercando l'uomo e non escludono nessuna ipotesi. Barbri è indagato dalla procura di Rovigo per omicidio e occultamento di cadavere. Sua moglie Samira, 43 anni, era scomparsa dopo aver accompagnato la figlia all'asilo ed essere passata a salutare una vicina di casa. Il suo corpo non è ancora stato ritrovato. Barbri si è sempre professato innocente dall'accusa mossa dalla procura e in più occasioni, in TV e sui media, ha lanciato appelli per ritrovare la moglie. A Natale è raggiunta a Stanghella dal Marocco anche la madre di Samira per assistere alle ricerche che fino ad oggi, nonostante il grande impiego di uomini e mezzi, di georadar e cani molecolari, non hanno dato nessun tipo di esito.